È un Arrigo Cipriani assolutamente pirotecnico quello che a Belluno, in Camera di Commercio, dall'alto dei suoi quasi 92 anni, incontra i ragazzi dell'ITS Academy Turismo Veneto. Con loro parla di turismo, mostrando i suoi locali nel mondo, di Dolomiti e di Olimpiadi. Io sono andato a Cortina per tanti anni, quando avevo i bambini piccoli, la montagna che abbiamo noi non c'era nessuno, non c'era nessuno. C'erano delle montagne finte in giro per il mondo, ma le montagne vere, adesso non voglio generalizzare, ma le nostre montagne hanno una personalità che non c'è nessun'altra. E quindi che turismo vedrebbe lei in queste montagne? Beh, il turismo, sicuramente il turismo dello sport, che è molto importante, ma il turismo della visita, il turismo di vedere le cose, capirle. La fondazione DMO Dolomiti Bellunesi usa lo slogan The Mountains of Venice. Lui, da veneziano, la pensa diversamente. Probabilmente dovrebbero promuoversi come montagne uniche per i colori, per la forma, per le cose così. No? Venezia non c'entra tanto, non c'entra tanto, è una roba diversa. Va bene, Venezia è stata un'opera dell'uomo, le Dolomiti è un'opera della natura. Ci hanno messo qualche anno di più a fare le Dolomiti, Venezia è stata fatta in un tempo inferiore. Sullo sfondo, necessariamente, le Olimpiadi invernali del 2026. Le Olimpiadi saranno utili o saranno un danno, secondo lei, per il turismo della montagna? Le Olimpiadi. Ma no, saranno utili, faranno vedere a più gente, più gente vede, meglio è.